prova microfono, sì. Allora, siamo in onda, chi sta fuori tutti canti, dai. Un bacio a tutte le pesti dell'Invincibile Armata Ascano, zie, chiunque ci segua, varie stelle, stelline e girasoli, chiunque, dalla Maddalena. Grande fermento, grande emozione alla Maddalena. Un bacione a tutti quanti, ciao picciolini! Allora, abbiamo subito beccato in diretta Tonino. Senti, cosa ti aspetti da questa serata? Mi aspetto tanto e io mi aspetto molto perché Valerio qui porta sul palco non solo la sua voce ma anche molto di se stesso, della sua anima, perché qui c'è la sua terra, la sua gente e lui è molto legato alla Maddalena. Sicuramente cercherà di dare tutto se stesso come ha sempre fatto e come farà sempre, perché è un artista anche nell'anima, ha un cuore grandissimo e generoso e lo si vede in mille cose. Emozioni. Sarà una sorpresa dopo l'altra, quindi è difficile capire cosa ti aspetti, perché ogni volta che pensi che ha superato il massimo ti riesce sempre a sorprendere, quindi rimaniamo qui in attesa di vedere cos'è capace di regalarci ancora questo genio della musica. Si riempie la piazza e è quello che speriamo un po' tutti. Comunque sono contento che c'è molta gente, l'euforia c'è sempre. Per ogni concerto, quindi insomma tutto procede per il meglio, speriamo una bella serata. Sarà uno spettacolo meraviglioso, forza tutti con Valerio! Grandissimo, di grandissimo rispetto per un grandissimo artista, sempre in prima fila dove e come e quando si può. Ed è terminato il concerto, sono usciti fuori Valerio e i ragazzi per salutare. La piazza, guarda ragazzi, io una piazza così non l'ho mai vista, mai, veramente. È stato tutto veramente stupendo, uno spettacolo veramente emozionante. Impressione a caldo del generale Renata. Sono completamente senza voce. È più vicino. Cosa posso dire? Che sono tanti anni, ma qua si piange sempre. Ogni volta che si sente sentimento ci sgorgano le lacrime. E poi insomma, un'emozione enorme. E comunque Vale ringrazia sempre tutti, è gentilissimo, saluta tutti i fans, quelli che sono venuti qui, quelli che ascoltano attraverso la radio, tutti, e dobbiamo seguirlo tutti perché merita veramente tanto questo ragazzo, davvero, è troppo bravo, anche stasera l'ha dimostrato. Era un concerto sempre difficile perché è nella sua terra e quindi è ancora più emozionante che negli altri posti ed è stato veramente memorabile e io adesso non ho più voce e poi mi viene anche di nuovo da piangere, quindi mi ridò l'ammiraglio che sicuramente è più in forma di me. Però un ringraziamento va fatto alle ragazze, un bacione a tutti quanti, a tutti quelli che come al solito e come sempre riescono a tener viva l'Invincibile Armata Ascano.